Ritrovare il proprio io attraverso la conoscenza del corpo e di tutte le funzioni ad esso collegate. Un elisir di lunga vita, ma anche una garanzia per quanto concerne l'autodifesa di grandi e piccini. Il Wing Chun fa parte dell'universo degli stili di Kung Fu cinese e sta prendendo sempre più piede nel bassanese grazie soprattutto a Sifu Luca Bertoncello e alla Wing Chun Academy International. Una disciplina che ha radici nella leggenda, ma che guarda al futuro con numeri importanti, come ci racconta proprio Luca Bertoncello, coordinatore nazionale Wing Chun Academy International. Il Wing Chun sia nato circa 400 anni fa ad opera di una monaca, Mui. Questa è la leggenda che viene tramandata dal maestro Ip Man, conosciuto anche a livello cinematografico, e nasce appunto da questa monaca a seguito di un rogo avvenuto nel tempio di Shaolin del Sud, chiaramente una disciplina cinese. Si racconta che questa monaca, scappata appunto dal rogo, abbia avuto modo successivamente di assistere a un confronto tra una gru ed un serpente, e da lì abbia ideato un po' questo sistema che si andava dopo a sommare a quello che aveva appreso prima. E allora entriamo più nel dettaglio e ti chiedo di illustrarci le caratteristiche di questa disciplina. Il Wing Chun si basa fondamentalmente sull'utilizzo della corta distanza, ovvero non ci sono grandi piroette, grandi salti, grandi cose particolari, perché appunto andando a lavorare sulla breve distanza si utilizzano quelle che sono le funzioni principali e più immediate del corpo umano. Oltre a questo chiaramente si va a sviluppare la velocità di esecuzione, si va a sviluppare riflesso, si va a sviluppare tutto quello che bene o male tutte le arti marziali vanno a utilizzare, però appunto il focus è quello della corta distanza. Ed è una disciplina che si sposa perfettamente con lo sviluppo e il potenziamento della difesa personale, giusto? Esattamente, essendo appunto che va a lavorare su questi principi molto importanti, è adatta al massimo alla difesa personale, è adatta a tutti, uomini, donne, più o meno giovani anche, o allievi che partono ai 12 anni, arrivano fino ai 64-65 anni, quindi veramente può essere adatta a tutti. Oltre a questo si va a lavorare anche comunque sull'aspetto fisico e mentale, quindi si va a perfezionare, a migliorare sia la salute fisica, benessere fisico, che anche a concettualizzare la parte mentale, quindi a diventare più focalizzati, a concentrarsi di più. E concludiamo con un appuntamento da non perdere per gli appassionati di questa disciplina. Il 24 novembre ci racconti cosa succede, poi quanto questa disciplina abbia presa qui sul territorio. Sì, il 24 novembre abbiamo la fortuna di avere uno dei due stage che teniamo normalmente nazionali, dove il Gran Maestro Paul Tang, fondatore dell'Accademia nata nel 1992, arriverà in Italia per tenere uno stage dove si ritrovano tutte le sedi che abbiamo qui, diciamo, in Veneto fondamentalmente. Tra le sedi più vicine voglio ricordare quella di Cassola, dove si terrà anche tra l'altro lo stage, San Giuseppe di Cassola, palestra Strong Gym, e poi abbiamo varie sedi abbastanza vicine, quindi Caldogno, abbiamo sedi Cittadella, Castelfranco, Treviso, Montebelluna.